Allora, salve a tutti, benvenuti. Abbiamo avuto qualche problema con OBS, l'abbiamo prontamente risolto, un'impostazione sbagliata e niente. Salve a tutti, eccoci qua, eccoci qua, ora mi vedete. Salve a tutti, purtroppo la videocamera è quella che è. Addirittura adesso guarda che colori che mi ha messo la videocamera, sono colori tutti sbiaditi, tutti. Aspettate un attimo, forse perché qui c'è questa cosa che noi la eliminiamo in diretta. Guarda, in diretta noi facciamo le cose. Ok, salve a tutti, sono in questa diretta, sono Reni J e dovremo fare un unboxing, ok? Non so se c'è già collegato qualcuno, scrivete nella chat, perché io ovviamente non posso vedere quanta gente e dove siete connessi. Siamo in diretta sia su Mixer, sia su YouTube e sia su Twitch. Ok, buon pomeriggio a tutti. Ecco, magari lo scrivo pure sulla chat. Buon pomeriggio. Ok, ecco qua. Allora, la diretta di oggi è per un unboxing. Mettiamo il cappellino così mi si vede meglio. Un unboxing per me di un pacco molto gradito, che tra l'altro pure questo è stato spedito ieri ed è arrivato questa mattina. Cioè è stato spedito ieri pomeriggio ed è arrivato questa mattina. Ok, io ho aspettato un attimo, avevo altre cose da fare, da organizzare, e appena ho avuto un attimo ci dedichiamo appunto all'unboxing, ok, di questo pacco. Allora, praticamente il mittente di questo pacco, vi do una mano, è diciamo colui che ha fatto anche questo vinile. Guardate che bel picture disc. Io di questo picture sono molto geloso perché è un picture di un brano che mi sta molto a cuore, appunto di Savage, Only You. Vedete come riflette pure, che si vede il monitor. Comunque eccoci qua. Questo è un picture disc di Savage, eccolo, prendo tondo. Ok, ne approfitto prima di fare l'unboxing vero e proprio per far vedere qualche altro picture disc molto bello che ho. Guardate questo, addirittura questo è Alex Britti, mi piaci e poi solo una volta o tutta la vita. Bellissimo questo picture disc di Alex Britti, guardate, tutto bello disegnato, 1999, eccolo qua, Alex Britti, solo una volta o tutta la vita, dice come lo giri, eccolo qua, bellissimo questo picture, mi è piaciuto, l'ho preso. E poi c'è un altro, bello, c'ha bisogno di presentazioni questa signora, eccola lì, si legge lì sopra, Madonna. Bellissimi anche i brani che ci sono dentro, guardate il lato B, cioè picture disc di Madonna, uno più bello dell'altro. Dentro c'è Lucky Star, Borderline, I Know It, Holiday, Physical Attraction, Everybody, tutti brani molto belli di quando io ero, diciamo, più giovane, di quando facevo DJ. E poi vi volevo far vedere anche questo, che è un 33 giri, Vanessa Paradis, colei che ha avuto successo con Jole Taxi. E questo non è un mix, questo è proprio l'album di Vanessa Paradis, Jole Taxi. Vabbè, e dentro ci sono diversi brani, però certo il migliore di tutti è proprio Jole Taxi. Allora, non so quanta gente si è già connessa a questa diretta di unboxing. Nella descrizione c'è scritto unboxing per un acquisto diretto,
perché questo io non l'ho comprato né da Amazon né su Discogs né da altri fornitori ufficiali di vinili, bensì direttamente dal produttore. Allora, molti dicono che, diciamo, la DVA, l'etichetta di Savage di Zanetti non esiste più, eppure io ho avuto comunicazioni via email proprio con la DVA Records. Ok, ho ricevuto questo pacco, come vedete si legge bello grande, De Vita Renato, ecco, sì, De Vita Renato, ok, e niente, praticamente andiamo a sballare questo pacco che mi viene, esatto, mi viene spedito proprio da lì. Allora, senza rompere nulla, con la massima delicatezza noi andiamo a sballare e a rompere il minimo possibile. Ok, perfetto. Diciamo che questo già è abbastanza per sballare questo pacco. Guardate, questo imballo mi ricorda un altro disco che ho già acquistato, molto molto bello, che ogni tanto lo sento. Sembra un cofanetto anche questo, ma non è un cofanetto, eccolo che vedo un bollino che mi è familiare. Attenzione, attenzione, vado, guardate, guardate, oh, questo è lo scatolo, guardate che imballo, tutto pluriball, tutto pluriball. Opla, mi sbaglio sempre perché c'è l'effetto specchio, tutto coperto da pluriball. Ed eccolo qua, oh, questa etichetta vi è per caso familiare? DVA Records. Io ringrazio Roberto e andiamo a far vedere. Purtroppo la telecamera è ancora questa, io ancora devo montare il PC nuovo per le dirette. Savage Love and Rain, guardate che bel vinile qui dietro, guardate l'immagine. Ovviamente questo è già sballato, perché andiamo a vedere dentro. Non so se riesco a far vedere. Renato Reni J Savage, bellissimo, dedicato, con la dedica dentro per Renato Reni J. Ma queste sono cose che le facevano solo una volta, cioè guardate, tutto scritto, l'inner sleeve è tutta scritta, cioè è un capolavoro, questo vinile è un capolavoro. E poi aspettate, perché è una sorpresa, mamma mia che bello ragazzi, è un vinile semi trasparente, vedete il dito dietro, si riesce a vedere? Sì, a parte che si legge Technics, semi trasparente ed è marrone. È marrone semitrasparente, guardate, è uno spettacolo questo vinile, è bellissimo, cioè veramente veramente bello. Andiamo a vedere, perché sono due vinili, questo è un doppio, un LP doppio, guardate, è una cosa spettacolare questo disco, ma è una cosa veramente spettacolare. E questo è uguale identico come colorazione. Ma va bello, pesa, questo è 180 grammi, pesa,
per fare un vinile 180 grammi trasparente non è facile, queste sono sigle C e D. Bellissimo, veramente bello, da collezione, ma veramente da paura, veramente veramente bello, guardate. Poi semmai su Facebook, sui miei canali Facebook, metterò anche delle fotografie di questo doppio album di Savage Roberto Zanetti su Extravaganza Recording Publishing, e guardate la qualità si tocca con mano. Ovviamente tanto di bollino si ha, qua, eccolo, non so se riuscite a vederlo, questo è il bollino SIAE, ovviamente Extravaganza Publishing, DVA Dance World Attack, il numero di catalogo M2003, dentro ci sono dei brani bellissimi, tra l'altro PEC 2020, quindi è uscito proprio adesso. Allora, Every Second of My Life, an Overture, Don't Say You Leave Me, I Love You, Italo Disco, Where is the Freedom, Lonely Night, Remember Me e Moon is Falling. Poi c'è In My Dreams, poi c'è in italiano 80 musica, Alone, Over the Rainbow, questo me lo sento proprio subito. E poi le ultime 4 nel lato B del secondo disco c'è Your Eyes, I'm Crazy for You, Every Second of My Life e Only You Symphonic Version. Come avete visto, Only You, io ho il picture disc che è uno spettacolo, e quindi mi voglio sentire anche questa Symphonic Version di Only You, che è bellissima. Quindi niente, che vi devo dire, bellissimo, bellissimo disco questo di Savage. Non so, magari poi qualcuno si collegherà dopo per vedere questo bellissimo, bellissimo disco di Savage che ho appena sballato. Bello, 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 complimenti a tutto lo staff di Roberto Zanetti, complimenti a lui, perché io il brano principale del disco già l'ho sentito, ovviamente, e poi comunque la qualità è elevatissima di questo album. Ve lo consiglio, potete contattare direttamente la società distributrice Extravaganza Publishing SRL. Io ho fatto tutto via mail, comunque trovate tutto sulle pagine ufficiali di Savage Roberto Zanetti su Facebook, quindi lì trovate dove mandare la mail, chiedete informazioni, vi rispondono tempestivamente, sono velocissimi, quindi un applauso veramente, loro mi hanno sempre risposto subito, e quindi ho trovato delle persone veramente valide. Che dire, l'hanno spedito ieri, è arrivato stamattina, quindi di più non si poteva chiedere. La qualità l'avete vista, già solo diciamo la copertina, la doppia copertina del vinile è qualcosa di meraviglioso. I vinili trasparenti, tendenti al marrone, ma un colore bellissimo, quindi scelto molto molto bene, bello. E adesso poi sentiremo anche tutti i brani che compongono questo nuovo LP di Savage. Ok? Vediamo un po', lui sì, così si è firmato davanti. Sì, Savage Love and Rain è il titolo del doppio album. Bellissimo, bellissimo, complimenti da Remy J, complimenti veramente. E adesso volevo far vedere un altro disco di un amico che continua a seguire, che ci segue sempre, sempre Deepak Murti. Questa volta vi faccio vedere la copertina di Sunrise Remixes. Qui dentro c'è uno psychedelic mix da 5 minuti e 52. Vediamo perché si è bloccata la musica. Oggi sto col cellulare mio e quindi niente, devo riavviare.
Ok, e rimettiamo un po' di musica. Poi c'è la Radiance Mix da 6 minuti e 32, la Original Intro Mix da 7 minuti e 53 e la Piano House Mix da 4 minuti e 38 secondi. Ok, Deepak Murti Sunrise Remix, anche questo lo trovate nei migliori store di musica digitale. Ok, e questo era il remix di Sunrise che io vado a rimettere a posto insieme agli altri dischi che ho sempre di Deepak. Prima di chiudere la diretta vi faccio vedere qualche altro album che mi sta particolarmente a cuore. Ecco, sono un fan di Jovanotti e non mi poteva mancare l'album Jova Beach Party. Dentro ci sono, diciamo, 7 brani: Prima che diventi giorno, Nuova era, Vado, Fiesta, Tutto un fuoco, Il sole sorge di sera e Perché tu ci sei. Ecco il dietro. E sempre perché sono un fan di Jovanotti vi volevo far vedere quest'altro. È un album uscito un po' in sordina, questo non l'ha pubblicizzato tanto, però è molto 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 bello e si intitola Giova Lorenzo sulla luna. C'è Notte di luna calante, Luna, Accendi una luna, Luna di città d'agosto versione 2019 e L'ultima luna. Questi sono 5 brani tutti al lato A. Al lato B c'è Il chiaro di luna, No Gravity, La luna piena, Una notte in Italia, La faccia della luna, Luna rossa e Guarda che luna. Ok, ultimo ma non per importanza vi volevo far vedere i picture disc dei Queen, Bohemian Rhapsody. Queste ne sono state fatte pochissime copie, sono abbastanza complicate già da trovare, qualche copia la trovate ancora perché i vinili non vanno proprio quanto dovrebbero andare. Ecco qua, Bohemian Rhapsody, picture disc, la colonna sonora del film. Ok, detto questo io penso che vi posso anche salutare. Vi ho rubato una ventina di minuti del vostro tempo, una diretta un po' così, un po' vinilica, che ci piace parecchio fare queste dirette viniliche, in quanto per me i vinili sono ancora un qualcosa di magico, un qualcosa che associa al suono, che adesso si può ascoltare anche sui cellulari, dappertutto, un suono che in teoria non ha materia, perché il suono si propaga nell'aria, ci associa l'arte di un disco che può essere un picture disc o di un disco che può essere anche nero ma su un centrino bello disegnato, scritto, con una bella copertina. Insomma, può aggiungere arte visiva all'arte sonora. Questo è il vinile, quindi per me è una cosa molto importante. Infatti sul mio canale Instagram sto pubblicando un sacco di copertine, ogni giorno una copertina diversa, perché le copertine sono anche magiche, anche quelle, oltre al suono che viene riprodotto facendo girare un vinile e poggiandoci una puntina sopra. Detto questo, Reni J vi saluta, vi augura buon pomeriggio, buon proseguimento di giornata e alla prossima diretta su questi schermi.